per chi ha perso una persona cara. Meraviglioso messaggio delle anime del purgatorio. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un grande santo, San Francesco di Sales, vissuto tra il 1500 ed il 1700, il quale ci ha lasciato un insegnamento veramente meraviglioso sulla condizione delle anime nel purgatorio. Egli ci ha detto: ecco, anima che soffri per la perdita di una persona a te cara, guarda cosa ti direbbe quella persona se potesse parlarti. Noi, anime del purgatorio, viviamo in una continua unione con Dio. Siamo perfettamente conformi alla volontà di Dio. Noi vogliamo quello che vuole Dio. Anche se ci venisse aperto il paradiso, noi preferiremmo precipitarci all'inferno piuttosto che presentarci macchiate davanti a Dio. Noi ci purifichiamo volontariamente, amorevolmente, perché Dio così vuole. Noi vogliamo rimanere nella forma gradita a Dio per tutto il tempo che corrisponde alla sua volontà. Ormai siamo diventati invincibili nella prova e non possiamo avere neanche un moto di impazienza né commettere alcuna imperfezione o una qualunque cosa che possa a Dio dispiacere. Noi amiamo Dio più che noi stesse, con un amore semplice, puro, disinteressato. Non piangete per noi, perché noi siamo consolate dagli angeli. Noi siamo certi della nostra salvezza, con una speranza ineguagliabile. Tutte le nostre amarezze legate alle nostre pene sono alleviate da una pace profonda. Oh, è vero, il dolore che soffriamo è infernale, però la carità effonde nel cuore un'ineffabile tenerezza. La carità è più forte della morte, è più potente dell'inferno e delle sofferenze che noi proviamo qui in purgatorio mentre ci purifichiamo. La nostra condizione alla fine, nonostante tutto, è una condizione felice, è più desiderabile che temibile, perché sì, siamo immersi nelle fiamme, ma sono fiamme d'amore che ci purificano per riunirci alla fonte dell'amore.